Si può imparare qualcosa da un temporale. Quando un acquazzone ci sorprende, cerchiamo di non bagnarci affrettando il passo, ma anche tentando di ripararci sotto i cornicioni, ci inzuppiamo ugualmente. Se invece sin dal principio accettiamo di bagnarci, eviteremo ogni incertezza e non per questo ci bagneremo di più. Tale consapevolezza si applica a tutte le cose. Ciao a tutti cari amici del Go, questa era una citazione da un libro abbastanza famoso che è L'Agakure di Yamamoto Tsunetomo. Cosa ho voluto dirvi con questa brevissima chicca filosofica? Ho voluto dirvi che anche nel Go si applica naturalmente questo principio. Quando facciamo una partita a Go è come se ci sorprendesse un acquazzone e noi siamo senza l'ombrello. Non possiamo sperare assolutamente di non bagnarci, ok? È come avere una coperta corta. Se io mi copro le spalle, mi scopro i piedi. Se mi copro i piedi, mi scopro le spalle. Tutto questo giramento di parole semplicemente per dirvi che sappiate che ogni volta che cominciate una partita dovrete sempre sacrificare qualcosa. Dovete imparare bene cosa dovete sacrificare. Ci saranno ancora molti video, molte pillole, solo che i tempi, io lo dico ogni volta che faccio un video, sono quelli che sono, per cui vi prego non prendiate paura se vedete anche un periodo molto lungo di mia assenza, ma ovviamente gli impegni familiari sono quelli che sono. Per tentare quindi di mantenere un contatto quanto più diretto e uno scambio molto più rapido con tutti voi, che un po' alla volta cominciate a essere tanti, con alcuni di voi ho anche intrapreso un rapporto di, chiamiamola amicizia a distanza, ci sentiamo abbastanza spesso, ci mandiamo messaggi, ci scambiamo idee e opinioni. Per incrementare un po' questa cosa e per essere vicino un po' a tutti quelli che naturalmente vorranno contattarmi e avranno piacere a scambiare qualche informazione, ho aperto un account anche su Instagram, quindi chi ha Instagram potrà contattarmi. Il nome, l'account di Instagram è Venexianogo, ok, lo vedete scritto qui sotto, dove lì, magari anche con un po' più di rapidità, magari potrò scrivere qualche chicca, mettere qualche foto, qualche piccolo video, così quando ho l'ispirazione, senza dover necessariamente spendere ore ed ore ed ore per confezionare i video di YouTube, che resteranno comunque il mio apporto principale a questa attività, però appunto occupano molto spazio. Grazie per l'attenzione, vi aspetto anche su Instagram, quindi e buon divertimento con il gioco del Go. Ciao a tutti.